Ma sicuramente sono stati 3 anni intensi, molto impegnativi, durante i quali abbiamo calcato l'attenzione sulla prevenzione e la repressione dei furti e con l'utilizzo di maggiori servizi esterni i risultati sono avvenuti, ci sono stati, in quanto abbiamo potuto rilevare una diminuzione dei furti del circa il 25%, un quarto, e non è poco. La percezione della sicurezza è importante, è bene che i cittadini si sentano sicuri oltre ad essere sicuri, e in questo senso abbiamo lavorato in questi ultimi anni. Sì, in questi anni ci siamo occupati purtroppo di fatti anche gravi, di alcuni omicidi, alcuni delitti che per fortuna abbiamo risolto nel giro di poche ore. Mi viene in mente quello di Possagno, uno per tutti, che è particolarmente efferato, e però grazie all'impegno di tutti gli investigatori nel giro di poche ore siamo riusciti a risolvere. Sicuramente le stazioni sono la nostra prima interfaccia col territorio e con la popolazione. A breve, nei prossimi giorni, apriremo anche la stazione di Godega di Sant'Urbano, che è l'ultimo presidio che andremo ad aprire nella provincia di Treviso. È un importante risultato che è arrivato dopo qualche anno di impegno e di lavoro da parte nostra e anche da parte dell'amministrazione comunale. Le mancherà un po' la Marca, comandante? Sicuramente è una bella provincia, una bella terra, una bella città dove mi sono trovato molto bene, anche perché sono stato accolto molto bene dai trevigiani, che sono persone molto cordiali, calorose e ti fanno subito sentire a proprio agio.